sembrava solo qualche mese fa un'impresa impossibile, non solo è stata compiuta, ma si è rivelata anche un successo. Li ha suonati i suoi 30 anni, suoni di marca, edizione che l'emergenza sanitaria sembrava dover far saltare e che invece ha segnato il passo nel panorama musicale veneto e non solo, perché fare musica davanti al pubblico è possibile. Che male c'è, desumori la verità, morire soli per strada. E così nel suo saluto alla rassegna ritornata in questo 2020 alle origini a Villa Margherita, il suo ideatore Paolo Gatto ribadisce che l'obiettivo era esserci per non fermare la musica, aspirazione ambiziosa che l'impegno di tutti e il parco della villa hanno reso possibile, viste le norme stringenti sul distanziamento. Qui il festival c'era già stato nel 2001 e 2002, 10 anni prima lo aveva preceduto Ritmo in Villa. 3 sole serate, ma che hanno consentito di spegnere le 30 candeline insieme a Francesca Michielini e Joe Evan, insieme a Daniele Silvestri e infine agli Estra, e contemporaneamente di dare un contributo anche alla ripartenza della ristorazione cittadina. Una festa che si chiude con una promessa per il 2021, tornare sulle mura di Treviso, lì dove Suoni di Marca esprime il suo spirito in piena libertà.